Oggi un minuto di silenzio in tutti i plessi dell'istituto, faremo tutti un minuto di silenzio proprio per ricordare il sorriso di Lea. Un sorriso tanto caro alle maestre, alla dirigente scolastica della scuola elementare Anna Frank. È qui che Lea Stevanovic frequentava la quarta ad Altavilla Vicentina ed è qui che si sono moltiplicati i momenti di preghiera già da lunedì, all'indomani dell'incidente avvenuto a Creazzo, in cui la bimba di 10 anni è stata travolta da un SUV guidato da un uomo risultato positivo all'alcol test, per cui la procura procede ora per omicidio stradale. 3 giorni di preghiera e vicinanza in attesa della buona notizia che però non è arrivata. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali che si svolgeranno in Serbia, paese di origine della famiglia. Chiaramente tutta la comunità scolastica si è stretta intorno alla famiglia. Capite bene che siamo tutti sconvolti e provati da questa tragedia che comunque ci ha visti impreparati chiaramente. Il lunedì subito abbiamo chiesto l'intervento della nostra psicologa, la quale si è recata nella classe della bambina al mattino sono stata presente pure io, ho incontrato i bambini, i quali sono stati coinvolti dalle maestre, hanno realizzato dei lavori, una scatola tutta decorata dove dentro hanno potuto esprimere i loro pensieri del momento, insomma, quindi disegni, oltre che disegni, anche delle frasi rivolte a Lea. Appena abbiamo avuto ieri purtroppo la notizia, ci siamo subito attivati, abbiamo scritto un pensiero proprio per ricordare la bambina, l'amica di tutti. E relativamente al supporto per i più piccoli e per i loro genitori, l'amministrazione comunale ha pensato ad un incontro a tema giovedì prossimo. Come comunità e come sindaco e come amministrazione abbiamo pensato, anche grazie al suggerimento del comitato dei genitori, a creare una serata apposta con CAPTA per appunto supportare il genitore che deve poi comunicare al bambino o ai bambini in questi casi così difficili, come anche comunicare, cosa dire, cosa non dire e come atteggiarsi in queste situazioni. La serata sarà giovedì prossimo? Sarà giovedì prossimo, che è il 27 alle ore 20 presso la biblioteca comunale.